Prosegue il giro della Commissione Consiliare allo Sport, oggi sopralluogo al campo di Fontanelle. Ecco, quali sono le criticità che avete accertato? Oggi siamo venuti al campo di Fontanelle perché ci hanno segnalato più persone che il campo ancora non è stato consegnato dall'ufficio tecnico e ci sono delle associazioni che lo stanno utilizzando senza alcuna autorizzazione da parte del comune. Quindi il nostro compito è stato oggi quello di più che altro di vigilanza al fine di verificare effettivamente queste segnalazioni. E dal sopralluogo si è evidenziato che appunto delle associazioni stanno utilizzando questo campo senza alcuna autorizzazione. Sono abusivi. Sono abusivi, diciamo di sì, siamo abusivi, non stanno utilizzando il campo senza che il sindaco, l'assessore e gli uffici competenti li abbiano autorizzati a farlo. Adesso come si muoverà la Commissione? È evidente che dobbiamo cercare di ridare legalità al comune di Agrigento. Non è possibile che ognuno utilizzi la cosa pubblica a proprio piacimento. La cosa pubblica va utilizzata solo ed esclusivamente nell'interesse pubblico. Quindi con il verbale di questa commissione verrà trasmesso immediatamente agli uffici competenti, al sindaco e all'assessore allo sport affinché provvedano immediatamente a chiudere la struttura fino a quando la struttura non sarà ritenuta agibile e ritornerà nella disponibilità dell'ufficio patrimonio. Avete fatto il sopralluogo alla piscina comunale di Villaseta, allo stadio del Saneto, adesso al campetto di Fontanelle. Qual è lo stato di salute degli impianti sportivi ad Agrigento? Lo stato di salute dei nostri impianti è un po' carente, per non dire altro. Credo che sia arrivato il momento di cercare di assegnare più impianti sportivi a più società, in maniera che gli stessi possano mantenere in ordine gli impianti stessi. Con la linea, allora mi sembra di capire che è quella di affidare gli impianti ai privati. Assolutamente sì. Credo che sia arrivato il momento appunto per il Comune dare in gestione questi impianti, perché proprio vediamo questo impianto di Fontanelle che è stato ristrutturato un annetto fa circa. Ancora siamo in fase di consegne e quasi quasi ha nuovamente bisogno di manutenzione, quindi credo che sia arrivato il momento di essere più veloci possibile a consegnare questi impianti.